Tecnico mi dà il nostro Sergione ci dà l'ok c'è. Allora, ladies and gentlemen, signori e signori, io vorrei un applauso perché abbiamo il piacere di avere di nuovo qui al salotto questa sera Bea. Ciao. Benvenuta. Ciao, ciao, ciao. Benvenuta. Grazie. Sono contenta di essere di nuovo con te qua. Fischio tantissimo. No, ma quello sono io che fischio anche un po' così, fischi tantissimo, ma guarda, stasera diciamo vieni anche un po' come ambasciatrice, del resto tu ormai sei un personaggio pubblico qua. Guarda, ci sono dei miei amici che mi prendono in giro su questa cosa. bene. Monica ha detto che sono un personaggio pubblico, l'ha detto È un Mauro. personaggio pubblico, ormai è un personaggio pubblico, è in tournée, anzi vai in tournée, cosa fai? Poi fai pure, si metti a fare corse, controcorse, insomma si prende le storte, insomma Esatto, vado nelle altre città per distruggermi le caviglie. ma nelle altre città per distruggerti le caviglie, perché ormai diciamoci la verità, insomma questo posto fisso ha avuto successo, tu dici come poteva successo? Gran successo. No, diciamo che questo posto fisso è diventato molto mobile, per Sì, fortuna. grazie al cielo, diciamo Sì, grazie quello. al cielo mi sono spostata decisamente parecchio. Stamattina mi sono svegliata a Roma alle 4:30 del mattino per essere qua stasera. Guarda che roba, guarda, ma vedi che ormai è una professionista, Così. piena di impegni. È cresciuto anche l'ukulele nel frattempo, è diventato adolescente. Ho visto, E si è trasformato in questa chitarrina. ha preso 2 corde in più, Due corde insomma, in più, quindi un po' di ciccia sui fianchi. le cose stanno crescendo, diciamo, le cose stanno Esatto, crescendo, sì. bene. No, adesso a parte gli scherzi, effettivamente stanno crescendo e forse noi avremo anche il piacere di sentire un paio di inediti questa sera, Esatto, se sì, non ricordo sì. male, perché giustamente stai preparando il lavoro nuovo, c'è grossa curiosità, cosa succederà dopo il posto fisso, chissà di che cosa parlerà Bea, magari stasera qualche indizio Qualcosa si sentirà. ce lo sì. darai. Sì. Però dicevo, sei in doppia veste questa sera perché tu Sì. contemporaneamente stai partecipando anche a questo talent per Basker, Esatto. che si chiama The Basker, The appunto, Basker, la musica e la strada. di Sì. cui poi daremo ancora altre notizie, ma adesso non ci dilunghiamo perché vogliamo entrare subito nel posto fisso. Con cosa cominciamo? Va bene. E non è un posto fisso, No. ma questa canzone si chiama Posto Giusto, c'è un po' la fissa del posto sostanzialmente. È chiaro. È una canzone che nasce per un concorso indetto da Legambiente. Sì. Elio e le Storie Tese hanno scritto una canzone che si chiama Canzone Circolare e l'obiettivo del contest era quello di prendere qualsiasi parte della canzone scritta da loro e riciclarla Sì. e crearne una nuova. Ah. E io ho creato la mia canzone circolare che si intitola Posto Giusto Sì. e che parla in maniera molto stravagante del problema dei rifiuti. E sentiamo, allora questo posto giusto ce lo fa trovare Bea. Ho fatto un sogno particolare, zombie di rifiuti ci volevano, mangiare bottiglie assettate di sangue, lattine con la schiuma alla bocca, assorbenti, bucce di banana con la cerbottana, proiettili di semi da tutti frutti mortacci, ma io a questi come faccio la festa se manco posso tagliare una testa? Ma poi una scarpa venuta in pace spalanca la suola e urlando mi dice: ci devi mettere nel posto giusto per regalarci all'eternità e reincarnarci in qualcosa di gusto che renda un po' migliore questa società. Ok, giù le mani, giù i denti, state calmi assorbenti, siete solo capitati tra mani indifferenti, ma non è troppo tardi, vi posso salvare, trasformare, riadattare, riqualificare, riusare, riadoperare, riconvertire, riutilizzare, recuperare, sì, insomma tutti i sinonimi di riciclare. Ci devi mettere nel posto giusto per regalarci all'eternità e reincarnarci in qualcosa di giusto che renda un po' migliore
Grazie. Vi ho dovuto fare una short version perché si è allentata un casino la corda. Cos'è partito il re? Si è allentata la corda, come facciamo qua? No, adesso? è partita proprio, facciamo È partita così, proprio. va? Tu puoi fare una cosa tipo Paganini che suoni anche senza una corda. Ma sì, dai, vediamo cosa succede. Del resto era abituata, diciamo, con 4, diciamo che non sei. Cioè, anche... si è offeso l'ukulele, me l'ha mandata, è esplosa Si è una offeso cosa. l'ukulele, veramente, perché l'hai chiamato proprio così, gli hai detto che questo è ingrassato, che non l'hai presentato per quello che era, che è un tuo, diciamo, un tuo nuovo acquisto, una tua scuderia di chitarre e ukulele, niente, però niente. stasera No, è andata così, ha ragazzi. ha un po' patito. Fammi sentire solo come suona l'accordo. Ma sì, posso farvi anche quella dopo, così. Rock and roll. Mamma mia, ma sei eccezionale, guarda, mi piace quando sei così proprio così sportiva. Allora ci riesce a fare anche quella dopo, con una corda in meno, questa la potremmo quasi chiamare Paganini, almeno Esatto. Paganini version. Allora, è una canzone che parla di Torino in realtà. Ah, Allora, visto che appunto io sarò parte di questo talent che sarà tra le strade di Torino, vorrei proprio dedicarla a questa esperienza che sto per fare. Io è vero sto girando molto, però ho deciso appunto di partecipare per riconquistare un po' proprio le strade della mia città. brava. E questa canzone parla in particolar modo della volontà di avere a Torino il mare. Perché questa diciamo, è una cosa cioè, antica. è C'è una chi cosa addirittura ha antica. fatto proprio delle proposte concrete di mettere praticamente il mare a Porta Nuova. Aspetta ma che adesso... però, sì, c'era anche i Murazzi, la spiaggia. Aspetta C'era che la anche- riaccordo solo un po' perché ovviamente Sì, questa sì, cosa... adesso anche lei è un po' disorientata perché la chitarra, diciamo, è diventata un po' una balalaica a sto punto. Ma non è diciamo. che i ragazzi di prima mi presterebbero la loro per Ma i io guarda, pezzi figurati, dopo. adesso non so se Però li questo vediamo. lo faccio con una corda Adesso sola. provo a chiedere ai post se magari adesso un attimo, mentre tu suoni glielo vado a chiedere così fa un po' più diretta TV, hai capito? Tu ne fai veramente una così con 5 corde che forse la riesci a fare lo stesso, io ti vado a prendere l'altra chitarra. Proviamo. Aiuto, non si accorda più. Non si accorda ragazzi. più, no, hai ragione, ha ragione. Allora senti, provo subito a Aspetta, chiedere. no, ce la fa. Questo è bellissimo perché poi tutto live che stiamo facendo. Ce la fa, visto che alla fine se ce la fa possiamo dirlo con una chitarra che regge anche, come dire, senza un ammortizzatore, senza una corda. Vediamo se questa cosa sarà Dopo fattibile. essere caduta io, caduta anche a chitarra. Vabbè, me ne qualcosa- capitano di ogni. Si è affezionata sta chitarra, si è affezionata. Da quant'è che ce l'hai? Da tanto? Ce l'ho da un annetto, però la sto portando in giro da poco e quindi si emoziona ancora. Si emoziona ancora, vabbè, è ancora così. Una chitarra diciamo di primo pelo, se mi passi diciamo il paragone. Ecco. Dai, potremmo farcela. Io comunque adesso intercederò per te se tu accetti di suonare una chitarra proprio grossa, una chitarra grossa. Sì, proviamo, dai. Vabbè, proviamo. Intanto comunque. ce la sta facendo, lo sento La l'accordo. senti che c'è, l'accordo lo sente signori e questa abbiamo detto quindi come si intitola? Questa si intitola L'esatta combinazione. Esatta combinazione. Vea! Sono l'esatta combinazione tra mia madre e mio padre. Piedi piatti, bocca storta, una risata poco importa. Sono figlia di migranti del sud, nata e cresciuta sulle ginocchia del nord. Non è il mio posto, quello che vivo, nemmeno se lo guardo da lontano, ma non so che cosa fare, se partire, se tornare. Sarebbe bello se alla fine dei portici ci fosse il mare, prendere la rincorsa da via e poi saltare. Castelli di sabbia a forma di mole, stica la menta Barolo San Simone. Sarebbe bello se alla fine dei portici ci fosse il mare, salire sui cappuccini e saltare sul bagnasciuga con l'acqua cauda giù al Lido Valentino. Sarebbe bello se a Torino ci fosse il mare, ma sono l'esatta combinazione tra mia madre e mio padre. Occhi neri, labbra appena, mani tozze di fatica, sangue profumato di campagna, coi polmoni pieni di smog, circondata da tipi snob, fianchi morbidi di una mamma e la lingua che sa di rum. Questo cazzo di cielo non è mai blu. Sarebbe bello se alla fine dei portici ci fosse il mare, prendere la rincorsa da via e poi saltare.
bagno asciuga con l'acqua cauda giù al Lido Valentino. Sarebbe bello se a Torino ci fosse il mare. Nuotare è un po' come volare, ma puoi raggiungere il buio del giorno, dirgli quanto ne hai bisogno. Sarebbe bello se ai piedi del monte ci fosse il mare. Grazie. Ok, ora è necessaria un'altra chitarra. Vea, guarda, no, è stata bravissima, non ci è fatto sentire la mancanza, però noi abbiamo trovato volendo un'altra chitarra, una chitarra jumbo, adesso io non entro quindi significa molto, puoi staccare quella lì se vuoi. Puoi staccare, molto gentilmente il chitarrista di Posta, quando giustamente perché lui stava firmando autografi, cose, quando si è accorto della roba ha detto aspetta un attimo, te la porto, ci mancherebbe. E allora abbiamo così, adesso se vuoi provarla, l'unica avvertenza, io lo dico perché tu sei una cantantessa proprio, è che è mezzo tono sotto, quindi dovresti mettergli scapotasto se vuoi, oppure te ne sbatti, Ma non diciamo. c'è il capotasto. Non c'è il capotasto, perché sappi questa cosa, Bene, succede di tutto questa sera. puoi molto accordarla anche se vuoi. Posso suonare la tua chitarra? Perché, però quella lì è elettrica. Non importa. Non però importa. almeno è accordata giusta e anche il capotasto. E quindi a questo punto facciamogli, Sì. allora adesso facciamo tornare, Bellissimo, diciamo, allora dai, parliamo di The Busker nel frattempo. parliamo di The Busker, ma parliamo anche intanto comunque di Filippo, meglio Follow Filippo, Delivery, che ti grazie, sta prestando, grazie mille. facciamogli un applauso perché qua è veramente Grazie, spirito Filippo. di squadra, i posti ti vogliono dare la chitarra, montala da Filippo. È una cosa che non si vede, a Sanremo queste cose non le fanno, tu dici vabbè non Beh, di c'hanno solito manco le la donne chitarra. si cambiano d'abito, io invece questa Tu sera cambi cambio gli chitarra. strumenti. Mi piace molto, allora quindi possiamo quasi prevedere che l'ultima la farai poi con la chitarra di quello dei posti, perché quella puoi Mezzo cantarla tono sotto, mezzo tono sopra. sotto, tu diciamo non è che adesso ti sei fatta quindi già uno studio preciso anche delle tonalità di questi Sì, nuovi esatto, brani, esatto. diciamolo perché prego fai, vieni Filippo così si vede proprio anche il stream. Poi tu mettila, poi io ci metto qualche cosa. Vuole anche vuole la sua cinturina, diciamo, perché c'ha una qui sono questioni di style, come vedete la cinturina c'ha tutto un motivo che come fosse una cravatta, diciamo, è abbinata alla giacca, non è che I poteva cambiare. paparuli, i peperoni. Può cambiare la chitarra, ma diciamo la cosiddetta cinturina della chitarra, ovvero la cinghia, quella deve rimanere sempre la stessa e noi lo vogliamo far notare al nostro gentilissimo pubblico. Ora, chissà tu come ti troverai poi, diciamo, con questa chitarra elettrica adesso, ma noi vediamo adesso perché dovrebbe essere più comoda, un po' più, ecco, sentiamo, adesso te la faccio, ecco, guarda un po', guarda, gentilissimo, adesso tu dici, ma suonerà? Ma suona, devi alzare il volume, riguardi però, devi alzare il volume, mi sa che c'è il volume giù, ecco, alza un po' il volumetto, alzali tutti, bravo, vai adesso, prova un po', vedi che c'è, vedi che chitarrone, senti che roba. Perfetto, grazie mille. Allora, veramente. Allora, dicevamo di The Buskers. Sì, Allora, praticamente, questo essendo un talent, noi Busker siamo tutti stati schedati lungo un sito internet che è thebusker.it. Troverete le nostre facce da schiaffi e anche il tasto per votarci. Quindi se questa sera vedi quante avete- cose che sai. Quindi tu sei ambasciatrice anche un po' di The Busker. Sì, esatto. Sì, Potete andare sul sito, se vi è piaciuto questo cambio chitarre di questa sera, Sì, potete sì. votarmi per sostenere la raccolta fondi per comprare le corde delle chitarre. Vabbè, sei eccezionale, guarda, allora eccezionale questa cosa qua, chissà che poi tu da stasera non cominci a girare solo con la chitarra elettrica, Con l'elettrica. e in quel caso poi dovevi fare un pezzo comunque, devi fare sicuramente un pezzo con Follow the River, te lo dico Va subito. bene, va bene. Allora, nonostante tutto noi riusciamo ad andare avanti con che brano? Con un brano di Posto Fisso invece, Vedi. che ha un titolo inventato da me perché non trovavo nessuna parola che riassumesse il concetto di centro commerciale, perché la mia vita precedente, Sì. quella da commessa nei centri commerciali, e quindi me lo sono inventato ed è diventato Lobotomania. Lobotomania, signori e signori, Vea. I desideri delle persone semplici nelle fontane dei centri commerciali, un dipinto di cielo che si spreca dietro alle sagome
di quelle fabbriche e patatine, di ignoto e di fast food sul pavimento del mio bus, odore di birra e di sigaretta, di merendine, di Red Bull, bambini, adolescenti, adulti inesistenti, adolescenti, bambini e adulti più cretini. E prendimi, globalizzami, fammi sentire il tuo discount, prendimi a franchising, spargimi di coupon. E prendimi, globalizzami, fammi sentire il tuo discount. Oh, prendimi a franchising, spargimi di coupon. E sia così sia, lobotomania. E sia così sia, lobotomania. Ai 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 ai. 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 Gira il giro tondo del pesce sempre crudo, ne puoi mangiare quanto vuoi fino a scoppiare. E boom boom boom, chica boom 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 boom, fai l'animatore con un contratto a ore, la gente fa rumore, la musica è a palla e sclera la commessa su una giostra che gira. Bambini, adolescenti, adulti inesistenti, adolescenti, idioti e adulti in giro pochi. E prendimi, globalizzami, fammi sentire il tuo discount, prendimi a franchising, spargimi di coupon. E prendimi, globalizzami, fammi sentire il tuo discount. Oh, prendimi a franchising, spargimi di coupon. E sia così sia, lobotomania. E sia così sia, lobotomania. E sia così sia, lobotomania. E mia 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 lobotomania. Con me. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Grazie. Bene, è andata bene. Vea, in versione anche elettrica stasera, un po' Jimi Hendrix anche con una mezza diavoletto che si lì praticamente a suonare, cambiare capotassi senza problemi, però diciamo la cinghia della chitarra resta sempre quella. Sì, perché guarda quanto è bella, scusa. E quello è il suo posto fisso, diciamo. Peperoni forever, peperoni forever. Allora, abbiamo detto che sei quindi in lizza anche per questo talent di cui abbiamo Esatto. ampiamente parlato, che sponsorizziamo da Mo, che appunto è The Busker, che adesso è nella sua fase calda. È nella ci fase sono- calda, perché infatti il primo appuntamento sarà questa domenica, il 5 maggio, Sì. a San Salvario Emporium alle 17, e ci troverete tutti, così potrete riconoscerci, vedete le nostre facce. Lo so che io ho questi capelli, insomma, mi si vede anche da lontano, però insomma Vabbè. potete conoscere tutti i busker, ascoltarli e scegliere il vostro preferito sul sito busker.it. Oh, hai detto benissimo. Adesso noi con che brano ci saluti, ci dai l'arrivederci? Ma allora, visto che la serata è andata un po' in In cacciotta, cacciara, esatto, e questa canzone con la chitarra è veramente hardcore e ho anche una chitarra elettrica, Sì. vi faccio un brano che è sempre tratto da Posto Fisso, che si chiama Piega ripiega, Piega e perché ripiega. quando facevo la commessa una delle frasi più belle che mi sono state dette dalla mia responsabile è stata:
Ce l'ha Se ancora non c'è là. niente, ce l'ho ancora qua. Ancora qua, C'ho ce scritto l'ha, il disco, ancora guarda, lì ce l'ha, proprio ma qua. ci ha fatto pure la canzone, ma ce l'ha ancora, la sentiamo, com'è? Praticamente nei negozi di abbigliamento, in generale nel commercio, non puoi far vedere che non c'è niente da fare. Sì, Non si può avere questa onestà intellettuale. è chiaro, no? se no uno si E rilassa. quindi lei cosa mi ha detto? Mi fa: se tu non hai niente da fare, prendi una maglietta già piegata, la lanci e la ripieghi. Hai Tipo capito? scava la posta, riempie la posta. Togli la cera, metti la cera, Esatto. togli la cera. Vabbè, Per quella lì. era un mantra lei che ti stava dicendo, Sì, te l'ha un detto mantra, magari però insomma in io ho maniera un capito po'. che in quel momento forse potevo imparare a fare delle cose che non sapevo ancora fare, tipo suonare la chitarra, no? Oh, E quindi poi mi brava. sono dimessa e sono diventata Vea. Quindi piega e ripiega, ti sei messo a suonare la chitarra. Sono messa a suonare tutto. Oh, grande, grande. Questa è piega e ripiega. Ma ho bisogno dell'aiuto del pubblico e quindi come no, Mao, quelli se vuoi si devono fare. avvicinare il tuo microfono. Io come faccio? Qua ci sono microfoni Prendiamo- ambientali, basta che prendiamo- fanno qualcosa. Adesso non esagerare queste cose dei microfoni, per favore. Perché Prendiamo sembra questo una re roba. maggiore che sentiamo alleggiare da un po'. Il coro è molto semplice, questa canzone inizia col coro che Sì. dice appunto piega ripiega, no? Sì. E fa così. Piega ripiega, piega ripiega, piega ripiega, non mi sento! Piega ripiega, piega ripiega, piega ripiega, piega ripiega. Voi andate avanti molto forte per favore. Bravi, così, perfetto. Io inizierò a cantare la strofa di questa canzone e la parola magica per smettere di cantare il coro è mammelle, ok? Piega ripiega, piega ripiega, piega ripiega, piega ripiega, piega ripiega, mutande, reggiseni, articoli per bambini. Ho raccontato le storie più belle sul comfort delle mammelle, soprattutto a Natale ogni cazzata andava bene. Ho venduto a molte persone persino coppe in silicone, tessuti, taglie, colori, le mie parole, i tuoi desideri. Se non fatturi abbastanza, resta pure nella tua stanza. Scrivere di canzoni a liberare illusioni, il foglio bianco te lo posso procurare. Se non fatturi abbastanza, fatti di coscienza. Non puoi avere passioni, devi fare scontrini, il foglio bianco te lo posso procurare, te lo faccio firmare. Se sbagliare è umano, rinunciare è da cretino. Conta bene il resto dei giorni, di addio ai tuoi sonni tranquilli. Negozio, cassa, magazzino, quale sarà il nostro destino? Se non fatturi abbastanza, resta pure nella tua stanza. Scrivere di canzoni a liberare illusioni, il foglio bianco te lo posso procurare. Se non fatturi abbastanza, fatti un esame di coscienza. Non puoi avere passioni, devi fare scontrini, il foglio bianco te lo posso procurare, te lo faccio firmare. Con me piega ripiega, 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 piega ripiega. Grazie mille Filippo, ti ho maltrattato un po' la chitarra.
Bea, grazie mille, grazie, in bocca al lupo quindi anche per questa domenica e per tutto il resto delle cose. Ringraziamo chiaramente tantissimo anche gli altri artisti che sono intervenuti, Follow the River, Filippo in post questa sera. Ringraziamo la parte tecnica Sergio Rivato, il nostro Danilo Samandra a Bruxelles, ringraziamo il Lab e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo martedì. Non mi resta che mandare la sigla. Bye bye.